ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Speed 15 inches per second. Equalization per IEC recommendation. Full track recording with no compensation for multi-track reproduction. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Calma. 1, 2, 3, 4. Io vorrei fare un bel concerto davvero, con tutti quelli forti, quelli da hit parade, così gli amici miei direbbero che è vero, e che eravamo tanto amici, loro stavano con me. Vorrei Vecchioni che mi suona la marimba, Lucio Battisti con un sax soprano, Alan Torrenti con un basso, un polka rock, e tutti questi ci direbbero che strano, ma che strano. Un concerto da strapazzo, non prendetemi per pazzo, una roba culturale, niente male, niente male, niente male. Un concerto da strapazzo, non prendetemi per pazzo, una roba culturale, niente male, niente male, niente male. Come scusa? I Pink Floyd? No, falli aspettare. Sto cantando, scusa, no? No, i Pink Floyd assolutamente no. Falli aspettare, sto cantando. Mentre Bernardo pizzica il violino e dalla zoppa sulla batteria, ci sono Mina e Lavanoni con le voci del destino, e tutti quanti ci direbbero che sballo, che follia. Vorrei buon gusto con un'arpa birmana, Oriente aperti con le tumbe e i bongo, e Frank Sinatra e Stevie Wonder, una coppia americana, e Iannacci con un clacson, condizioni non ne pongo. Un concerto da impazzire, non prendetemi per pazzo, una roba culturale, un autentico sollazzo. Un concerto da strapazzo, non prendetemi per pazzo, una roba culturale, niente male, niente male, niente male. Di nuovo a voi la linea. Grazie a te Natalia, alle 18, 14 minuti e 26 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi insieme a Lorenzo Viviani per Chilometro Zoom. Avete appena ascoltato Pino D'Angio, un concerto da strapazzo, anno di grazia 1981, dall'album Balla. Allora Lorenzo, senti, niente, vabbè, sarà un weekend di grandi appuntamenti comunque alle Cinque Terre, o mi sbaglio? Assolutamente sì. Stasera non sapevo che avevi questa passione per questo ballino. No, voi non sapete che cosa è successo fuori onda. Mentre... Mai insultato, Antonino, mai insultato. Cioè, veramente, vi dico solo questo, no? Allora, fanno un mare di discorsi, interviste e direzione artistica di Dario Vergassola, questo nel Parco delle Cinque Terre. Praticamente stasera alle 21 c'è La Pina, che è collega e DJ, conduttrice radiofonica, che salutiamo, e l'immenso Nicolò Balini di Human Safari. Allora, molti di voi magari non lo conosceranno. Nicolò Balini è un ragazzo che ha un canale YouTube seguitissimo, ovviamente tra i suoi follower ci sono pure io, e questo ragazzo molto, molto semplice, molto alla mano, è uno che ha girato mezzo mondo, e soprattutto la sua particolarità è che ci mette molta anima, oltre a essere molto bravo col montaggio dei video, ma ci mette molta anima nel raccontare i vari posti in cui è stato. E ovviamente io ho trovato i suoi video dove lui racconta i viaggi che ha fatto in Italia con la sua Vespa. Lui ha un PX 125, ha fatto i viaggi in Italia, ha fatto i viaggi in Europa, addirittura 5.400 chilometri con la Vespa in tutta Europa, eccetera eccetera eccetera. E devo dire la verità, ha un modo di raccontare senza spocchia e molto gradevole, che francamente ti occupa piacevolmente il tempo, quindi sarei stato quanto mai esaltato nell'incontrarlo stasera. Mi dispiace, io ho visto uno con i capelli lunghi, la barba, praticamente il mio sosia, ho detto sarà una leggera, e invece vedi che no. No.
Invece domani sera alle 21, per chi è appassionato di internazionale, di situazione geopolitica, c'è un evento anche qui di livello a Vernazza, Cecilia Sala e Fausto Biloslavo, che come voi tutti sapete è inviato di guerra del Giornale, fior di professionista, tanto di cappello, e massimo rispetto anche per la collega Sala. Diamo gli altri appuntamenti: 21 giugno alle 21 Silvia Bencivelli e Stefano Nazzi, 27 giugno, cioè io darei l'anima per esserci, ore 17:30 Mauro Corona, perché la bianchina... Fra parentesi, è Colpoiana che no, cazzo, Colpoiana, Antonio Pennacchi. Antonio Pennacchi. Sì, Colpoiana, che Colpoiana, e naturalmente andiamo in una zona molto da montanari, perché lo portiamo in uno dei posti più verticali del territorio del Cinque Terre, accompagnate prima da walking park all'interno del parco, quindi diciamo è tutto a tema montagna a picco sul mare. Poi abbiamo 2 luglio ore 21 Sofia Fabiani, Cucinare stanca, con Maurizio De Giovanni a Rio Maggiore, e infine 22 luglio ore 21 Adriano Panatta a Monterosso al Mare, signore e signori. Guarda, io ci andrei davvero, vabbè, Ballini non ci posso arrivare io stasera con la Vespa, se no ci sarei venuto davvero. Però Mi spiace. Però ti dico una cosa, se tu vai, presumo di sì, all'evento con Guarda, Corona... potessi prendere, io sono sicuramente, adesso mi picchierei per quello che dico, se mi potessi sostituire stasera, io me ne andrei volentieri a casa, Se hai bisogno vengo giù con l'Alfa, non è problema, che in un paio d'ore sono lì. Ma non perché non mi piace, però sono talmente di uno stanco che sei cotto, si sente. Sono cotto. Pensare di dovermi fare la serata, indipendentemente dalla cosa, però io sogno, le mie serate più belle sono quelle che vado a casa, ceno, mi metto quei 30 secondi sul divano con mio figlio e naturalmente mi addormento dopo 6 minuti. Però insomma sono quei momenti, quindi arriverò a casa verso mezzanotte passata e non c'ho assolutamente voglia. Detto questo, Antonino, parliamo invece di parlare, che avremo tempo di parlarne dopo, quando magari sono in viaggio e te avrai finito la puntata. Facciamo un po' di rassegna stampa, così diamo un po' un significato. Sì, io stavo leggendo una cosa sulla rassegna stampa mentre che tu parlavi. Comunque Corona, insomma, io gli avrei voluto parlare volentieri, e secondo me si sarebbe commosso. Avrei voluto parlare volentieri di padre Vaillant, che probabilmente l'ha conosciuto pure lui, l'amico mio Don Giuseppe Capraro, che era un professore dell'Università Cattolica, e lui era uno dei Capraro di Longarone, che erano 10 figli, quasi tutta la famiglia gliela sterminata la diga. Gli erano rimaste solo 2 sorelle e lui si era salvato perché era seminarista a Belluno. Non ho mai incontrato un uomo più pieno di gioia e di speranza di Giuseppe Capraro, che quando l'ho conosciuto io combatteva contro un cancro all'intestino, che è quanto dire. Comunque, vabbè, questo per dire la forza della gente del Vaillant. Ecco perché veramente mi commuove l'idea che venga Mauro Corona, guarda, al di là del personaggio di Bianchina, quelle robe lì, Mauro Corona è molto altro, è un mondo intero, guarda. Comunque, lasciamo stare, che se no mi commuovo pure io. Allora, 5 anni senza aratura no, non è questo, no, avevo letto un intervento che ora vado a ripescare, mo ti dico pure a che pagina è, a proposito del pomodoro, perché il pomodoro italiano a quanto pare è sistemato un pochettino male, vista la situazione. Vediamo se riesco a recuperarlo, perché io sono un po' mani di fata certe volte in diretta nel cercare le notizie. Allora, vediamo eccolo qua, perfetto. Siamo a pagina 2. E questa è, che rivista è? È l'Informatore Agrario, tra l'altro. Ecco, sentite un po' qua. Pomodoro al centro-sud a rischio anarchia. Il potenziale di pomodoro da industria italiano si attesta sui 5,8 milioni di tonnellate, ma la campagna 2026 viaggia a 2 velocità.
Il Nord ha fissato il prezzo a 134-137 euro tonnellata lo scorso 27 marzo, timing comunque tardivo. Mentre al centro-sud regna lo stallo. Arrivati a meno di un mese dalla raccolta, ne manca ancora l'accordo sul prezzo. L'informatore agrario ne parla con Michele Ferrandino, anello di congiunzione tra CIA Agricoltori Italiani con l'OI Pomodoro Centro-Sud, coordinatore delle datoriali facenti parte dell'organismo interprofessionale. Ferrandino, siamo al 9 giugno e manca l'intesa. Con quale spirito vi avvicinate alla raccolta? La preoccupazione tra i produttori è altissima. Coltivare un ettaro di pomodoro al sud oggi costa all'incirca tra i 12.000 e i 12.500 euro ettaro. Sono capitali importanti che non possono essere investiti navigando a vista senza alcuna garanzia sui prezzi di ritiro e sui margini di rientro. Trovarsi a ridosso della campagna di raccolta in questa situazione di totale indecisione significa non poter fare impresa. Cosa si rischia materialmente ad arrivare alla raccolta e consegna senza contratto? Andiamo incontro all'anarchia totale della filiera. Senza uno scudo contrattuale condiviso, i produttori sono completamente in balia della controparte industriale. Lo scorso anno il tavolo interprofessionale aveva prodotto l'intesa, ma poi quell'accordo non è stato rispettato. Cos'è successo? L'anno scorso il tavolo aveva fatto pienamente il suo dovere, definendo un buon accordo concepito per ottenere il riconoscimento erga omnes. Se l'accordo fosse diventato erga omnes, tutte le aziende sarebbero state obbligate per legge a rispettarlo. Il problema è nato quando alcune OP dissenzianti sono uscite dall'OI. Con la loro fuoriuscita, infatti, sono venuti a mancare i numeri della rappresentatività necessari per far scattare l'obbligatorietà collettiva. Da quella fuoriuscita è nato il mercato delle vacche, la rincorsa ai rialzi spot. Lo dico chiaramente, se si firma un accordo collettivo e poi non lo si rispetta, crolla la tenuta etica ed economica di tutto il settore. Il Nord ha chiuso a fine marzo. Voi come vi state muovendo sui tavoli per sbloccare la situazione? Per accelerare i tempi e uscire dall'impasse, i rappresentanti al tavolo negoziale hanno scelto una via pragmatica: mutuare una parte delle regole del 24 e una parte del 25. Quindi in questa fase la trattativa dovrà definire esclusivamente il prezzo. Va ribadito che al sud i costi culturali sono oggettivamente superiori. Come parte agricola abbiamo richiesto tra i 150 e i 160 euro al tonnellata. Si attende la risposta industriale. E in tutto questo mi viene da commentare: i produttori di pomodoro cinese ringraziano, perché dove arretra il pomodoro italiano arriva quello cinese nelle latte e tu poi fai a pizza che pummarola angop col pomodoro che però dice... Anche, hai visto come abbiamo ripreso però il tema che ci diceva l'amico L'Abate prima, cioè sul fatto di quanto siamo a volte anche causa del nostro male, quando riusciamo a organizzarci, pianificare, fare strategia, lavorare insieme. Ci sappiamo rovinare molto bene in questo paese. Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè veramente io mi metto le mani nei capelli, perché il problema vero è che dove arretra il prodotto italiano automaticamente arriva l'altra roba. E l'altra roba che arriva, state tranquilli che non ha né la qualità né il sapore del prodotto italiano. Quindi non è una questione di essere razzisti o cosa, qui è questione di difendere il nostro lavoro, che sono i nostri agricoltori, se vogliamo ancora parlare di agricoltura italiana. E se no vorrà dire che ci mettiamo a mangiare roba importata da ovunque e quello che viene, che problema c'è? Ricordiamo poi ai nostri radioascoltatori il numero di telefono e naturalmente apriamo le telefonate per questi 5 minuti che ci separano dall'oblio. Beh, dall'oblio, madonna, dall'oblio. Insomma, 0292947222 se volete essere tra noi col telefono. Altra cosuzza che vorrei segnalare, che arriva sempre dall'informatore agrario, questa è tecnologia. L'UE accelera l'impiego dei droni per irrorazione. Pensate un po' voi. Pensa che noi sul territorio del Cinque Terre siamo riusciti, anche grazie alla programmazione, siamo a Coldiretti e all'ente di ricerca di Regione Liguria in campo agricolo, ad avere l'approvazione di questa progettazione Eurovine, dove sperimenteremo il drone in agricoltura. Sulla vigna bisogna vedere, perché naturalmente non è facilissimo fra tutte
le coltivazioni forse non so se è la più indicata, però proveremo a utilizzare il drone sia per un utilizzo più giusto, preciso e corretto dei fitofarmaci, ma anche per eliminare un po' di fatica, perché naturalmente se riuscissimo a usare i droni sui terrazzamenti potremmo risparmiare tanta fatica ai nostri agricoltori che si devono spostare su una verticalità che in certi punti del 5 Terre è veramente estrema. Certo. Allora, state un po' a sentire qua. I paesi dell'UE hanno approvato lo scorso 27 maggio, con qualche modifica, le indicazioni della Commissione europea per facilitare l'irrorazione di farmaci coi droni, agrofarmaci. L'apertura c'è, ma considerarlo libera a tutti sarebbe fuori luogo. Le deroghe alla pratica vietata dalla direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, perché rientra nella definizione di aerial application, saranno consentite solo a determinate condizioni, cioè l'uso per alcuni tipi specifici di droni, seguendo le indicazioni dell'EFSA, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Il Consiglio propone ulteriori deroghe, ma chiarisce che l'EFSA dovrà fornire indicazioni non solo sui tipi di drone, ma anche sulle sostanze che possono essere irrorate. Le deroghe saranno più agevoli per i prodotti a basso rischio, richiedendo solo una semplice notifica. Ma vedremo un po'. Ma il problema infatti in Italia è più legato alle autorizzazioni del Ministero della Salute. Certo che se lo utilizziamo lo dobbiamo utilizzare per evitare delle dispersioni, quindi per avere un utilizzo puntuale. Certo che se tu lo consideri come il famoso aereo che sparge appunto, tipo il farmaco, è una cosa veramente puntuale, e i test che ho visto che hanno portato, diciamo, come esempio per la sperimentazione che dobbiamo attuare, fanno vedere che rispetto all'utilizzo tradizionale dei vari come si chiama, perdonami, l'attrezzo per dare il prodotto. Vabbè, adesso non mi viene in mente, comunque ci sono degli utensili proprio specifici. Noi ad esempio li abbiamo anche montati sulle cremaliere, sulle monorotaie, c'è meno dispersione. Poi naturalmente è una sperimentazione, perché insomma se si riuscisse veramente ad andare in soprattutto dentro un'area protetta, ad utilizzare sempre meno i fitofarmaci, utilizzarli magari solamente per quelle fitopatie in cui sei obbligato all'utilizzo del fitofarmaco, perché semmai insomma fitopatie che devi combattere, devi cercare di debellare, allora a quel punto lì insomma si potrebbero ottenere veramente dei risultati importanti. Io, Antonino, purtroppo vi devo salutare, perché vai tranquillo. Non so se avete notato, ero anche un po' distratto perché mi abbiamo segnalato qualche notizia su una caretta e quindi devo approfondire se era, diciamo, in difficoltà, e quindi mi chiama l'area marina protetta. Poi vi darò lo scoop la prossima settimana, vi dirò come è andata a finire. Intanto ci saluterò Baglini, va bene? Stasera. D'accordo, molto volentieri, grazie. Mi raccomando, ciao, Antonino, buon divertimento. Ciao Natalia. Pausa, adesso pubblicità e poi abbiamo il Qui Parlamento col senatore Massimiliano Romeo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68
40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Grazie Presidente, egregio Presidente del Consiglio, membri del Governo. Ma guardate, ci sono degli indicatori che mettono in luce davvero qual è il clima politico attuale che si vive nel nostro Paese. Il primo indicatore, Presidente, è che la vediamo, anzi l'abbiamo vista oggi, in gran forma. Direi una delle forme migliori a cui ci ha abituato quando viene qui in aula. Il secondo indicatore è il nervosismo di Renzi, che di solito è il più lucido dell'opposizione, quindi denota che evidentemente qualcosa che non va c'è. Poi abbiamo visto i 5 Stelle che vengono in aula e parlano di un argomento che non è oggetto dell'ordine del giorno della riunione di oggi, perché oggi c'erano le comunicazioni del Presidente del Consiglio in previsione del Consiglio europeo, non certo il tema libero che ci ha prospettato il senatore Pirondini. E aggiungo per ultimo questo vento di cambiamento che sembra, quello dopo il referendum, che sembra che si sia un po' sopito, sembra che sia arrivata, non so se sono state le elezioni amministrative, non so cosa, sembra che sia arrivato un po' di ristagno dell'aria, forse anche un po' di afa, tanto è vero che dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, naturalmente di risoluzioni, forse per dare un po' di aria ad un campo largo che insomma sembra davvero fosse più spianato che altro. Probabilmente è anche figlio di alcuni risultati importanti, e adesso ritorno in un ambito ovviamente più politico, di un risultato politico che il governo ha ottenuto in Europa, che è ovviamente l'estensione della flessibilità, naturalmente oltre alle spese militari, anche nel campo delle spese per l'energia, perché non se lo aspettavano, li vedo molto attapirati, questi 13-14 miliardi a disposizione del governo 2026-2028 per aiutare famiglie e imprese in un momento di difficoltà, di crisi energetica, sono un grande successo. Sicuramente il suo Presidente, perché ha scritto la lettera, si è impegnato in Europa. Io aggiungo anche, lo dico, ovviamente sono della Lega, il lavoro del nostro Ministro dell'Economia Giorgetti, che insomma con pazienza, silenzio, col commissario Dombrovskis, insomma ha lavorato per arrivare a questo obiettivo. Non dimentico il fatto che Salvini sia stato il primo a insistere e a battere su questo tema, dicendo che non era plausibile che si potessero derogare le spese per la difesa sulle spese militari e non si potesse invece derogare sulle spese per l'energia. Molto bene, diciamo, il fatto che sul tema dell'Ucraina finalmente si cominci a parlare sempre di più di pace. So che, insomma, siete un po' affezionati a questo termine di pace giusta, a noi piace un po' più pace duratura, diciamo che è meglio una pace imperfetta che una guerra senza fine, però condividiamo di gran lunga la necessità di trovare una figura autorevole a livello di Unione Europea proprio per negoziare accanto agli Stati Uniti, perché riteniamo imprescindibile la presenza di Washington ai negoziati, perché sennò altrimenti sarebbero negoziati che perderebbero in solidità e in credibilità e che non porterebbero sicuramente al raggiungimento di una pace duratura. Così come ammiriamo e apprezziamo molto la sua prudenza e la prudenza di tutto il governo, ovviamente, sul fatto di stare un po' calmi sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Ci sono tanti altri paesi, ci sono dei criteri che devono essere ben considerati, gli stessi burocrati di Bruxelles hanno messo in evidenza che ci sono alcuni aspetti ancora che non vanno, e non dimentichiamoci che l'Ucraina è un paese in guerra, quindi ai sensi di un articolo e l'intervento della NATO, se
aderisse adesso l'Ucraina nell'Unione Europea, più che andare a un processo verso la pace, con quell'articolo che dice che tutti gli altri paesi dovrebbero unirsi per fare la guerra alla Russia, si rischierebbe di ampliare il conflitto. Quindi prima raggiungiamo la pace e poi pensiamo, oltre a tutte le questioni legate anche al discorso dell'agricoltura, perché sappiamo insomma che una nazione con quel peso dell'agricoltura potrebbe mettere in crisi anche tanti altri paesi, come ha citato bene il ministro Crosetto, ma così come per le spese per la difesa, che diventano, e questo per noi è importante, spese per la sicurezza, perché non è che si può pensare che giustamente la difesa europea siano spese che debbano essere usate solo per le armi, lei l'ho appena ricordato, assolutamente intanto c'è una coerenza con gli obiettivi di bilancio, perché il nostro ministro Giorgetti ricorda sempre che i cordoni della borsa sono un po' tirati, e dall'altra parte queste spese devono essere usate anche per servire alla sicurezza interna, quindi protezione delle infrastrutture strategiche, come ha ricordato bene lei, la cybersicurezza, il controllo dei confini, guardando soprattutto al fronte sud, perché lì, insomma, l'Italia è un paese nel Mediterraneo, è quello il quadrante strategico che dobbiamo guardare con maggiore interesse. Quindi questo è assolutamente un argomento ed una spiegazione che lei ha dato che ci piace molto, e, insomma, e che ricorda un po' anche quelle che sono alcune richieste della Lega. Guardi, mi consenta questa piccola parentesi, cioè quando lei ascolta le proposte della Lega sembra quasi che diventi un po' più luminosa, lo tenga presente per il futuro, lo dico in assoluto, lo tenga presente per il futuro, quindi ce ne saranno altre di richieste, sempre ovviamente nei limiti dell'alleanza e del peso specifico dei rispettivi partiti. Sulla crisi del Medio Oriente, anche qui pensiamo sia giusto presidiare le rotte commerciali ed energetiche, naturalmente attraverso una missione internazionale, quando il conflitto sarà finito, perché non dobbiamo assolutamente entrare in guerra, ma difendiamo gli interessi nazionali che passano assolutamente lì. Energia, logistica, anche dallo stretto di Hormuz. Quindi dare un contributo a sminare è assolutamente una mossa che noi riteniamo essere fondamentale. Sulle politiche migratorie anche lì è stato un grande successo, ormai le minoranze non ne parlano neanche più, questa storia degli hub ovviamente che si possono fare nei paesi extra UE, siamo diventati un modello per tutta l'Europa, e quindi anche su questo argomento devo dire che non hanno proprio più niente da dire. È questo, ed è per quello che arrivano poi agli insulti. Quando non c'hai gli argomenti, alla fine vai a insultare. Poi tutta la nostra solidarietà è stata espressa da tutti i colleghi. Poi, a dire il vero, se dovessimo guardare il bicchiere mezzo pieno, insomma, tutto sommato una certa opposizione, ringraziamola anche, che insomma, se sono capaci solo di insultare, ragazzi, possiamo usare tutte le leggi elettorali degli ultimi 10 anni, mi consenta questa battuta, e secondo me il centrodestra potrebbe vincere in tutte le occasioni. Chiudo con la questione sull'agricoltura, che non è secondaria, ossia che se l'Europa vuole avere un futuro, smetta di penalizzare chi produce la ricchezza. La PAC non deve essere politica agricola comune ridotta, deve essere rafforzata, perché difendere gli agricoltori e i pescatori significa difendere la nostra sovranità alimentare, il lavoro e l'identità produttiva dell'Italia. Per tutte queste ragioni, il nostro voto come Lega sarà favorevole alla risoluzione di maggioranza, e le auguriamo buon lavoro a lei e a tutto il governo. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Innamorato di lei, io innamorata di te, lei innamorata di me. Ah, davvero fosse così, farti soffrire vorrei, magari proprio con lei. Metterò un vestito sul classico, rosso che non stinge a mare, sa.
cosa manca per diventare Lady Anima. Da quando non sei più qui voglio chiamarmi così, Lady Anima, che fa l'amore a metà, che si nasconde l'età, è l'uovo fresco per chi frugar le tasche di chi da quando non sei più qui. L'hai comprato al mare, amor mio, un disco per dirmi addio, un disco per dirmi addio. Tu per lei hai fatto tanti chilometri a marcia indietro verso di me, non puoi tornare a dimenticare Lady Anima, non fa l'amore a metà e anche aspettare non sa. Lady Anima, da quando non sei più qui devo chiamarmi così, Lady Anima, la parte chiara di me, la parte scura di me, Lady Anima, perché non chiedo di più, la situazione è chiara, molto chiara. Di nuovo a te la linea, Antonino. E per la vostra estate 1979 a Disco Ring, Marcella Bella con Lady Anima. Woo! Scusate, ma io poi a quest'ora, lo sapete, mi parte un po' la brocca e pensate, non abbiamo ancora deciso la puntata di domani del Garage dell'Alfista, che vi ricordo andrà in onda alle 9.35, 9.40, dopo Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, e Sava Sandir alle 8 la rassegna stampa del grandissimo Pier Vittorio. E allora, bella gente, le 18:43 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato appunto Lady Anima con Marcella Bella. Adesso io vi porto a dire quella bella parola con la N che in questa radio ci piace tanto, nucleare. Lo sentite com'è gustoso questo coacervo e questo coagulo di atomi, meraviglioso nucleare. Allora, abbiamo con noi Roberto Boschetto, il presidente di Confartigianato Imprese Veneto, perché sì, anche gli artigiani del Veneto hanno da dire la loro in tema di nucleare e dicono pure che è meglio farla alla svelta. Vai pure Natalia, grazie. E allora, il mio gradito ospite è Roberto Boschetto, il presidente di Confartigianato Imprese Veneto. Presidente, allora, in questi giorni anche voi, Confartigianato Imprese Veneto, vi siete interrogati sul nucleare. E qual è stata, insomma, la risposta? Siete favorevoli, contrari? Cosa volete da questa tecnologia? Il problema parte alla fonte nel momento in cui ci accorgiamo che basta un piccolo problema a livello nazionale, europeo, mondiale, ma siccome ne abbiamo di grossi problemi, ci siamo accorti maggiormente che il tema dell'energia, che sia fossile o quant'altro, è un tema importantissimo per le imprese, perché anche le piccole imprese sono in alcuni settori energivori e in ogni caso vanno ad influire moltissimo su quello che sono i costi di produzione. Ecco perché, ad esempio, le grandi energivore hanno un costo bassissimo dell'energia, noi invece ce l'abbiamo come tutti i comuni mortali italiani, e quindi si trova che spesso le nostre imprese artigiane vanno fuori mercato rispetto alle colleghe, tra virgolette, non so, della Francia o di altri paesi dell'Europa. Quindi non è che dico che sia un problema solamente extra UE, no, a livello proprio europeo noi abbiamo un salto enorme del costo dell'energia che ci porta a essere fuori mercato. Ecco perché siamo convinti che su questo tema si debba ragionare senz'altro su quello che è
il valore dell'energia e quindi il costo dell'energia e la produzione dell'energia su quello che sono i sistemi dell'energia, diciamo, di rinnovabile, quella che si parla ormai negli ultimi anni, e su questa senz'altro noi come categoria, ma soprattutto come Confartigianato, siamo i primi a spingere pannelli solari, eolico e via dicendo. Ma a un certo punto ci accorgiamo che questa non è sufficiente e quindi anche quello che può essere un impegno sul nucleare di nuova generazione diventa un punto di riflessione importante anche per noi, dove sinceramente anche in un ultimo convegno di Confartigianato fatto a Treviso, dove avevamo due illustri figure, da un lato il nostro presidente nazionale, dall'altro lato il presidente anche di Confindustria, oltre al nostro presidente provinciale. Insomma, il tema è emerso e si trova una certa linea comune su questo, ossia che bisogna iniziare a ragionare sul nucleare di nuova generazione. Se non basta, il 25-26 di giugno ci sarà a Roma un convegno molto importante organizzato da Singola e dove il tema è appunto l'energia. E io penso che sia questa la strada anche giusta, corretta per affrontare questo tema. Primo perché noi veniamo, l'Italia, da un referendum che ha votato contro. Dall'altro abbiamo centrali nucleari che sono a confine, la Francia le ha, si può dire, a confine con l'Italia, ma non solo, la Slovenia, insomma ci sono altri paesi, e sappiamo benissimo che qualora succedesse qualcosa di grave non è che siano i 100 metri, il chilometro, insomma. E quindi per maggior motivo penso che anche l'Italia debba affrontare negli opportuni tavoli con gli opportuni soggetti questo tema per trovare una soluzione e per procedere su questo tema del nucleare di nuova generazione, anche perché sembra, da quello che dicono, che siano inferiori ai 10 anni la costruzione di queste piccole centrali. Certo. Ecco che quindi abbiamo anche tempi più corti, e quindi affrontando quindi il tema prima possibile, insomma, perché ci siamo accorti non bastava l'Ucraina, e quindi abbiamo avuto tutto il tema Russia-Ucraina, i gasdotti, via dicendo, adesso Hormuz. Chi ne ha più ne metta della serie su questo tema, però ci accorgiamo che è un tema talmente importante che dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi, e che ovviamente il fossile non è la sola strada che possa continuare, non per l'inquinamento da un lato, ma dall'altro per i temi delle guerre che sono di questi ultimi anni. Insomma. Per cui, insomma, ecco, questo devo anche ricordare che i costi di energia gennaio e febbraio sono aumentati moltissimo, cioè parliamo da un 12 a un 20%, quindi bollette del gas e dell'energia, sono cifre talmente importanti che vanno a influire in alcuni settori dell'artigianato in modo importantissimo, oltre a riguardare anche il costo che hanno le nostre famiglie, insomma. Io lo ricordo spesso, noi facciamo parte di quelle imprese che non è che dicono siccome qua in Italia va male, ciao tutti, noi andiamo in un altro paese. No, noi siamo quella parte di economia fissa, la chiamo io, che rimane nel territorio e con il territorio soffre questo tema, e lo soffre da piccoli imprenditori, lo soffriamo a fianco ai nostri collaboratori, perché insomma per le dimensioni che abbiamo, per la cultura dell'impresa artigiana, insomma noi viviamo uno a fianco all'altro, insomma, e quindi sappiamo quando il nostro collaboratore dice insomma la bolletta dell'energia è arrivata alle stelle piuttosto che del gas, che devo dormire al freddo, insomma. Ecco, questo è un po' sono i temi, insomma, secondo me che
che bisogna affrontare, e non è come la cosiddetta polvere che si butta sotto al tappeto. Questo sicuramente. Io spero appunto che il convegno del 25 a livello nazionale inizi a porre alta questa riflessione, perché non può essere solamente la politica, non possiamo delegare tutto alla politica, perché ci siamo accorti che dopo, ovviamente, da parte di ogni cittadino c'è la paura, ci sono molti fattori che pongono a dire no, non lo voglio. È un po' come il ragionamento si faceva anni fa del cassonetto, che preferiva metterlo al vicino piuttosto che davanti a casa mia, no? È un po' su questo ci stiamo arrivando anche col nucleare. E quindi sono convintissimo che sia un tema da riflettere, politica, società, associazioni economiche e quanto altro, affinché venga veramente, sia un ragionamento che parti dalla base, ma non solamente di politica, ma anche di decidere la qualità della vita e il destino, tra virgolette, della nostra vita, insomma, se è da rischiare o meno, insomma, perché, ripeto, basta che salti una centrale, che ce l'abbiamo a confine qua con la Francia, e quindi il male ce l'abbiamo immediatamente, insomma. Certo. A differenza, invece, andiamo a comprare energia dalla Francia e la paghiamo moltissimo, quindi è un controsenso, dico io, insomma. No, è decisamente, dalle mie parti si dice cornuti e mazziati, non so dalle sue, ma credo uguale. No, ma è uguale anche da noi. Mi da sa noi proprio in di sì. dialetto veneto, becchi e bastonati. Quindi che insomma, direi che siamo ampiamente d'accordo. Presidente, senta, visto che parliamo di costi dell'energia, al di là del nucleare, il governo è intervenuto col decreto accise, in qualche modo la benzina è stata calmierata e così via. E per gli artigiani invece cosa c'è? Gli artigiani, allora abbiamo avuto il problema del settore dei trasporti, c'era la minaccia del blocco, dello sciopero, inteso blocco dei camion, ecco, lì governo e tutte quelle che sono le associazioni di categoria riferite al trasporto sono riuscite a trovare una via di uscita, nel senso che si riesce in questo modo, dando degli sgravi fiscali, in qualche modo a sgravare su quello che sono i costi e l'incidenza del costo del gasolio per i camion, perché purtroppo anche qua c'è la cultura ormai che vogliamo tutto e subito, e tutto e subito i mezzi sono solo uno, insomma, gomma e quindi le strade. D'altra parte ci accorgiamo che anche lungo le autostrade a 3 corsie 2 sono di camion e 1 di auto. Vero. E questo è una cosa che però nessuno pensa di dire vabbè, anche se mi arriva fra una settimana il pacco va bene lo stesso. No, lo voglio sempre prima. E il costo sul trasporto dell'energia, inteso del gasolio in questo caso specifico, è enorme. E fino adesso sappiamo benissimo che non esistono, seppure abbiano provato, ma non esiste un mezzo di trasporto pesante o medio pesante che vada ad elettricità. Seppure torniamo che è il gatto che si morde la coda, perché l'energia costa tanto, quindi non è che evito il gasolio e pago l'energia poca, perché nelle premesse del mio ragionamento appunto ponevo livelli altissimi dei costi da gennaio, da quando insomma è successo quello che è stato il blocco delle navi nello stretto di Hormuz. E quindi questo è il primo tema che è stato di conflitto e motivo di molte riunioni sindacali fatte da Confartigianato in primis, e così altre rappresentanti degli artigiani, per trovare una via d'uscita. Però devo dire che il governo in qualche modo ci ha messo
ci ha messo del suo e una soluzione, seppure tampone, è stata trovata. Certo che però, ripeto, torniamo sempre all'inizio. E allora domani cosa facciamo? Ecco, io penso che dobbiamo pensare al domani. Quindi non è più sufficiente pannelli solari, eolico e pale distribuite dappertutto, e dobbiamo pensare che oltre al carbone, quindi benzina, piuttosto che il gasolio o altri carburanti, bisogna trovare la terza via. E penso che prima o poi anche l'Italia debba decidere per il nucleare. Purtroppo, ripeto, purtroppo. Sono d'accordo con lei. Senta, ma più in generale, come va il settore dell'artigianato in Veneto rispetto anche all'anno scorso? Quanto la guerra e quanto il problema energetico ha inciso sulle aziende? Quante ne chiudono? Quanta è la moria? Allora, il tema si confronta. Allora, abbiamo avuto rispetto all'anno scorso un calo per molte attività, soprattutto per quanto riguarda l'export abbiamo avuto, tanto che ci siamo mossi come categoria sia economica come associazione per portare e spingere i nostri associati a guardare non solo al mercato europeo, non solo al mercato americano, ma a guardare ai paesi arabi, all'India, cioè ad altri paesi che fino adesso non ci passava per la testa di andare in cerca di esportare i nostri prodotti. E quindi il valore aggiunto che stiamo dando a questa difficoltà nata per i dazi da un lato, per il costo dell'energia dall'altro, e via dicendo, ci pone che dobbiamo trovare delle soluzioni, non è che possiamo stare fermi. E quindi abbiamo affrontato tutto il tema dell'export su altri paesi. E quindi la cultura di guardare a livello mondiale l'economia. E in questo caso le associazioni sono molto d'aiuto, perché le nostre imprese sono piccole, non è che si possano permettere, non so, l'ufficio export o via dicendo. Così abbiamo affrontato il tema delle fiere, cioè tutti settori per poter tenere alta la produzione, e per tenere alta la produzione vuol dire vendere prodotti. Ripeto sempre, tenendo conto che noi abbiamo prodotti di alta qualità, prodotti unici, perché fortunatamente l'Italia e tutto il mondo dell'artigianato è forte per fare queste cose uniche. Certo. E quindi è un grosso vantaggio, però il problema è che se in giro per il mondo non lo conosce nessuno, uno dice boh, e quindi ci si arena. E il Veneto dopo soffre anche di altre situazioni. Abbiamo abbiamo avuto il termine del 110, prima del bonus facciate, adesso termina quest'anno il PNRR, cioè anche questo sta creando delle difficoltà in alcuni settori, in questo caso tutto quello che noi lo chiamiamo settore casa, che è l'edilizia, che crea un attimo di fermo, di rallentamento, per cui stiamo vivendo ancora di quelli che sono lavori impostati, nati l'anno scorso, che quest'anno vanno a termine, perché nel frattempo non si vedono grandi nuovi progetti. I cittadini, come sempre, quando si vedono difficoltà si bloccano. Certo. E bloccarsi oggi come oggi non è che si possa dire come una volta, vabbè, aspettiamo che passi la crisi, no. Bloccarsi vuol dire essere in ritardo nell'evoluzione dell'impresa e quindi nella crescita dell'impresa rispetto
alla vicina Europa piuttosto che al mondo. Se andiamo a toccare tutto il settore dell'automotive, anche qui è un altro settore in forte difficoltà. Ci accorgiamo che anche le case automobilistiche stanno tornando a costruire motori termici, quindi anche questo io dico, anche l'Europa e tutti dovremmo pensare che non può essere la sola soluzione dell'elettrico, la soluzione che si risolvono tutti i problemi dell'inquinamento e della vita futura. Perché ritorniamo che per fare la carica della mia auto elettrica, qualora ne avessi una completamente elettrica, bisogna andare a attaccare la spina. La spina vuol dire energia, e quindi vuol dire che io l'energia, siccome non siamo autosufficienti, dobbiamo andarla a acquistare. Acquistarla vuol dire andare in altri paesi che hanno fatto dei passi più azzardati, più coraggiosi, e che quindi si possono permettere di avere l'energia a minor costo e quindi a sua volta venderla a noi che costa più di loro, insomma. Certo. Andiamo tutto nel settore della metalmeccanica, quindi anche qui abbiamo su alcuni prodotti che c'è stata una tenuta, altri legati invece alla produzione delle auto che si è rallentato. Abbiamo tutte le case automobilistiche europee, quindi parlo principalmente della Germania, che lo sappiamo tutti, anziché far uscire, dico adesso un numero a caso, 100 autovetture al giorno, ne fanno uscire 50, e quindi vuol dire che in rapporto vengono chiesti meno pezzi ai nostri subfornitori. Altri prodotti invece continuano con nel settore spaziale invece c'è una forte crescita. Sono tutte nicchie di lavorazioni che danno un'opportunità, sì, però non è che uno, se prima nelle nostre aziendine, se prima faceva pezzi per la BMW, adesso possa fare pezzi per SpaceX o non so, qualche azienda che si occupa dello spaziale, insomma. Questo per toccare un po' di alcuni settori. Abbiamo tutto il settore della moda invece che continua a essere in forte crisi, ed è un settore importante anche questo, perché insomma il settore della moda è sempre stato trainante, soprattutto a livello italiano, perché i prodotti di qualità vengono ancora fatti in Italia. Non è che si possa andare in Cina, non ho mai sentito insomma che si possa andare in Cina a fare un prodotto di alta qualità, con tutto il bene che è Cina, però insomma fortunatamente le buone mani sapienti sono ancora in Italia, e nel Veneto ne abbiamo moltissime, insomma. Presidente, senta, per concludere, ma la Germania è ancora trainante per voi? No, purtroppo la Germania è una nazione importante, però negli ultimi anni qui ha dimostrato una forte debolezza. E quindi quello che era per noi, per l'Europa, per l'Italia, per il Veneto, quello che era il miraggio, no? Per noi veneti, ecco, Germania è sempre la migliore di tutta Europa, ha dimostrato la sua debolezza a livello politico e a livello economico, produttivo. Cioè non è che tu puoi credere, va bene, tanto lavoro per la Germania, è la più grossa, più importante, sono a posto. No, ci siamo accorti che devi guardarti attorno e che il lavoro è diminuito moltissimo. Certo. Quindi continua a produrre, continua a essere senz'altro uno stato importante, ma non è più quella di una volta dove tutti ci si affidava. Beh, vuoi che la Germania, vuoi che la BMW non mi dia lavoro? Sì, la BMW non ti dà più lavoro, la Volkswagen non ti dà più lavoro. E allora dovrai fare parabole, non so, dico adesso a caso, certo, per dire dovrai adattarti. Ecco, questo adattamento delle imprese
comporta investimenti, comporta spese, quindi essere sempre all'avanguardia con la tecnologia, che ormai è obbligatoria anche per gli artigiani, perché è vero che il prodotto è unico, perché viene fatto, come dicevo prima, mani, cuore e testa, che sono i 3 vocaboli che utilizziamo come quasi fosse un nostro slogan, perché è la verità. Però, fermo restando che questo è essenziale, dobbiamo contemporaneamente anche farci aiutare e organizzare l'azienda sapendo che la tecnologia è di supporto. Sono passate le 1000 miglia a Padova, abbiamo visto dei gioielli che sono passati qui a Padova, che sono le auto d'epoca. Bene, le auto d'epoca hanno pezzi unici. Questi pezzi unici, per essere riprodotti oggi, bisogna disegnarli, stampante 3D, e dopo a mano si fa col ferro. Adesso sono questi i passaggi, perché sono più veloci e sono più precisi. Certo. Perché altrimenti prima si partiva come Geppetto, dico io, da un pezzo grezzo e pian pianino, adesso invece si fa in modo. C'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale, anche questo è un tema importante che bisogna affrontare. Quindi insomma penso che non manchi niente a nessuno della serie, e che di temi ne abbiamo tanti, ma che in ogni caso insomma vedo che tutto il nostro mondo rimane attento, rimane vivace, e ritengo di dire che le associazioni in questa fase sono ancora di più essenziali per le imprese, perché hanno quell'aspetto sindacale a 360 gradi che permette di dare alle imprese delle risposte che lo studio di commercialista classico per il momento non riesce. Cioè, può fargli la contabilità quanto vuoi, ma dopo tutto quello che è l'aspetto veramente di proposta, di studi, di concetti su quello che è il futuro, lo può dare un soggetto che politicamente vive lo sviluppo del paese e dei paesi, dai limitrofi a quelli più lontani. Certo. Molto bene, allora io la ringrazio molto, Presidente. Grazie a lei, è sempre un piacere. Grazie ancora. Essere con voi. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Il Padre Eterno quando fece il mondo lo disegnò quadretto, però gli venne tondo e poi sbagliò dell'uomo il modellino. Il primo venne dritto, ma l'altro un po' cretino. Se tu sei cretino non sei solo tu, quando uno è scemo pure ne vero. Il Padre Eterno allora un po' sudetto si tolse uno stivale e fece il nostro stato, ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il padrone al contadino, oh, vieni avanti cretino. Risponde l'operaio al suo padrone, oh, vieni avanti frescone. Sì, è proprio così. Oh yes, yeah baby. Sì, è proprio così. Oh yes baby. Lo dice tipo a Topolino, oh,
Padre Eterno allora un po' sudato si tolse uno stivale e fece il nostro Stato, ed erano 800 cittadini, 600 deputati e 200 cretini. Lo dice il capocciolo cittadino, oh, vieni avanti cretino. Risponde il cittadino al capocciolo. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 19, 12 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Questo era Fabrizio Frizzi e Lino Banfi, Vieni avanti cretino, nel 1982. Questa ne è anche la sigla. Apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri, 340, vi ricordo come sempre. Invece per le vostre zap o WhatsApp 340 670 9659. Allora, bella gente, abbiamo una zappa, la vediamo subito. Dove siamo qui? Dove siamo qui che non la vedo? Eccola. Ben arrivato 40 anni dopo, mai troppo tardi, Maurizio. Maurizio, scusami, il presidente degli artigiani del Veneto, voglio dire, non è venire qui e dirmi, boh, non lo so, certe volte non li capisco i tuoi commenti, detto tra noi. Andiamo a vedere le agenzie, in particolare l'ANSA. Guasto all'aereo del Papa, Leone tornerà a Roma col Falcon di Re Felipe, il pontefice ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi, a Tenerife l'ultima tappa del viaggio in Spagna. Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova, il Pakistan raggiunto un testo concordato dell'accordo di pace tra Iran e USA, ritrovati i corpi dei 2 ragazzi scomparsi in mare a Ventimiglia, nasce l'agenda della disabilità, 6 obiettivi nel segno dell'inclusione, SpaceX all'esordio a Wall Street vola più 11%, Musk vogliamo portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, diventa il primo trilionario sul pianeta. Scusate, abbiamo una cosa da chiudere qui. Diventa il primo trilionario sul pianeta e poi mi spunta la pubblicità che... Eccola qua. Davo all'azienda meno del 10% di probabilità di riuscita, pensavo che avrebbe fallito. BTP Italia sì, il tasso minimo 1,60, in più il tasso di inflazione nazionale. Adesso diamo un'occhiata anche alla BBC. La BBC, eccoci qua, vediamo di riuscire ad aprire questa benedetta pagina dell'emittente inglese. A quest'ora della sera il caldo, come potete sentire, comincia a farsi abbastanza insistente. Vediamo un attimo se ci arriviamo, se ce la facciamo. BBC. Andiamo a vedere la BBC. Intanto 0292947222 se volete essere dei nostri. Elon Musk diventa il primo trilionario al mondo nel momento in cui SpaceX, le azioni di SpaceX esplodono al debutto sul mercato azionario. Bene, anche questa è la notizia di stasera presso la BBC. Andiamo a vedere anche la DN Kronos. La DN Kronos, eccola qua, e in particolare vediamo un poco se ce la facciamo a vedere la DN Kronos a quest'ora, ma mi pare che eccolo qui che si carica e vediamo adesso. No, dovremmo farcela. Caso Garlasco, Alberto Stasi verso l'affidamento in prova ai servizi. La notizia, il Tribunale di sorveglianza si è riservato dopo l'udienza segreta nel pomeriggio. Vediamo che cosa dice la DN Kronos. Alberto Stasi verso l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Il Tribunale di sorveglianza di Milano si è riservato sulle richieste di concedere l'affidamento per Stasi, condannata a 16 anni in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, che deve scontare ancora solo 2 anni di carcere. Nel pomeriggio, in un'aula tenuta nascosta ai giornalisti, si è celebrata l'udienza in cui la sostituta PG di Milano, Valeria Marino, ha espresso parere favorevole, vista la buona condotta e le relazioni del carcere. Si tratta di una richiesta standard per i condannati che sono alle prese con l'ultima parte della pena. Dal 2015 Stasi è detenuta a Bollate, dal 2023 lavora all'esterno dell'istituto penitenziario con mansioni amministrative e contabili, rientrando in cella la sera. L'eventuale concessione, attesa a giorni, nulla c'entra con la richiesta di revisione che la difesa Stasi non ha ancora presentato. Stasi, che è riuscito a schivare i giornalisti e partecipare all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, ha risposto, secondo la prassi di questo tipo di udienze, alle domande pronunciate dal presidente Bortolato, domande legate alla sua vita in carcere, lavoro esterno, comportamenti dietro le sbarre, dopo l'ottenuta semilibertà nell'aprile 2025. Abbiamo Lisetta al telefono. Buonasera signora Lisetta. Buonasera signor Tonino. Allora io ritorno indietro di qualche giorno per i braccianti bruciati. Sì. La crudeltà che torna, signor Tonino. Allora è terribile l'accaduto, secondo me, di quei braccianti bruciati vivi nell'auto cosparsa di benzina. Signor Tonino, ma chi può avere avuto tanta crudeltà per un simile atto? La nostra sensibilità, mi sembra, è cambiata, per fortuna, e niente giustifica tanta crudeltà. Mi sovviene che in passato, signor Tonino, venivano di frequente bruciate vive le persone, per stregoneria oppure per motivi religiosi, per eresia, e ciò sulla pubblica piazza, con un pubblico che assisteva. Ed era come uno spettacolo. Altri tempi, signor Tonino, altra sensibilità, ma purtroppo a volte tanta crudeltà ritorna. Tutto qua, io la saluto e una buona serata. Grazie. Il problema qui non è nemmeno una questione religiosa, lei si riferisce agli auto da fede dell'Inquisizione, quando venivano bruciati gli eretici. Qui parliamo proprio di bestialità, di disumanità, perché non è la prima volta, tra l'altro, che non proprio religiosi, boss e capimafia fanno dare fuoco a dei poveri cristi innocenti. Non è la prima volta in cui vediamo dei fenomeni che buttano benzina addosso a dei poveri disgraziati e gli danno fuoco per le strade di questo paese, perché c'è anche gente fatta in questo modo senza bisogno di tornare indietro all'Inquisizione. La verità, molto semplicemente, è che vedete, il problema non è dire se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo. Tu, se importi il terzo mondo diventi il terzo mondo se non hai una tua identità, se non hai una tua statura e soprattutto se non hai dei controlli. Ora, in questo paese i controlli ci sono, il problema è applicarli. Perché l'immigrazione va gestita, è troppo comodo fare la battuta da bar e dire così diventiamo come loro. Benissimo, facciamo allora che non diventiamo come loro, diventiamo invece un paese che integra, diventiamo un paese nel quale si va avanti, chi arriva è benvenuto se rispetta i nostri usi, costumi, lavora, paga le tasse e riga diritto, se no può anche essere mandato via. Altrimenti gli Stati Uniti d'America, a furia di importare gli italiani, sarebbero diventati l'Italia dell'inizio del Novecento, pizza, mandolino, povertà e roba varia. Non mi pare che gli Stati Uniti siano diventati poveri, pizza, mandolino e quant'altro, e mi pare anzi che gli italiani assimilati nel melting pot siano diventati una delle forze maggiori che tra l'altro hanno espresso fior di geni e fior di personaggi nella politica. Penso a Rudy Giuliani, nella musica basti dire soltanto lo zio Ciccio Sinatra e così via. Insomma, mi pare che gli italiani non abbiano saputo farsi onore. Poi ci sono quelli che hanno saputo farsi disonore, ma questo non vuol dire che gli italiani siano tutti quella roba, perché se no, se vogliamo ragionare così, facendo di tutto un'erba un fascio, allora siamo tutti un popolo di mafiosi, di corrotti, facciamo tutti schifo e continuiamo con questi giochini, e io questa roba non la posso accettare.
Allora, noi andiamo avanti con la nostra trasmissione e in particolare, diciamo così, voglio dare un'occhiata, diciamo che, ecco qui, in particolare andiamo avanti con l'ADN Cronos. Nicole Minetti, i giudici prendono atto della grazia, non deve scontare la pena. Nell'udienza a porte chiuse dedicata all'affidamento in prova ai servizi sociali ha pronunciato il non luogo a deliberare, cioè l'ordinanza di decadenza del titolo esecutivo e il venir meno della materia del contendere. Iran, Trump, Teheran si mette in riga, intesa fatta trapelare non ha nulla a che vedere con l'accordo. Quindi siamo sempre alle solite cose. Questo si sta facendo prendere in giro da mesi e mesi, dice che ha messo fine alla guerra, lui non ha idea nemmeno della presa per il culo che gli hanno fatto, dice che ora si devono sbrigare a concludere l'accordo, come volete. Cioè, questo proprio non si rende assolutamente conto. E poi, francamente, il fatto che lui annunci in continuazione accordi che non vengono assolutamente né realizzati né firmati è un'erosione continua al prestigio, all'affidabilità e alla parola degli Stati Uniti d'America. Ma come? Proprio tu che eri Make America Great Again stai facendo di tutto per rendere l'America a ridiculous country, un paese ridicolo. Questo è il fatto. Ma voi ve lo immaginate Ronald Reagan o George Bush o persino Bill Clinton che vanno in televisione e ogni giorno ti dicono sì, abbiamo fatto l'accordo e non è vero niente. Ma l'accordo cosa? Dov'è l'accordo cosa? E già il mese scorso aveva detto che lo stretto di Hormuz era libero e non è vero. 2 mesi fa, sì, l'accordo si apre subito Hormuz, si apre questo, si apre quello, non è stato aperto niente. Allora è cominciato il blocco. Allora poi dobbiamo vedere. Allora qua, allora là. Mi sembra che qui sia stata sbagliata proprio la campagna, perché io penso che avrebbero dovuto martellare seriamente Teheran giorno e notte per almeno 3 mesi e poi dopo potevamo parlare magari. Cioè il problema era fiaccare la presunzione e la resistenza degli ayatollah. Invece gli ayatollah davanti a uno così si possono permettere di fare i gradassi quanto vogliono. Sono alla canna del gas che manco se lo immaginano, però si possono permettere di fare i gradassi quanto vogliono e ridicolizzare il presidente degli Stati Uniti davanti a tutto il mondo perché il presidente degli Stati Uniti gliel'ha concesso. Questo è il vero fatto, questo è il vero punto di questa vicenda. Vabbè, andiamo all'ADN Cronos, arriva la parola fine sul caso giudiziario che riguarda Nicole Minetti. Il tribunale di sorveglianza presieduto da Marcello Bortolato nell'udienza a porte chiuse dedicata all'affidamento in prova ai servizi sociali ha pronunciato il non luogo a deliberare, cioè l'ordinanza di decadenza del titolo esecutivo e il venir meno della materia del contendere in seguito al provvedimento di grazia concesso dal Presidente della Repubblica. Non luogo a provvedere perché la grazia sospende la pena, quindi la misura alternativa non può essere concessa. È stata questa in sintesi la richiesta della sostituta procuratrice generale di Milano Valeria Marino davanti al Tribunale di sorveglianza nell'udienza dedicata all'affidamento in prova ai servizi sociali. Una richiesta a cui si è associata la difesa, rappresentata dai legali Antonella Calcaterra e Pasquale Pantano, e su cui il tribunale presieduto da Marcello Bortolato si è riservato. L'udienza a porte chiuse è durata esattamente 4 minuti, nessun accenno al nome di Minetti nella lunga lista delle udienze iniziate alle 9 di mattina che campeggia sulla porta dell'aula al piano terra del Palazzo di Giustizia. Sono bastati 2 minuti alla Procura Generale di Milano per chiedere al Tribunale di sorveglianza il non luogo a provvedere, perché la grazia concessa dal Presidente della Repubblica sospende la pena e non c'è più la materia del contendere. Il provvedimento di clemenza ha di fatto revocato l'ordine di esecuzione, quindi non luogo a provvedere sulla domanda d'affidamento, aveva spiegato l'avvocato Calcaterra. La difesa nell'udienza a porte chiuse si è associata alla richiesta della sostituta PG Marino. All'inizio del 15 Nicole Minetti aveva presentato un'istanza di grazia al Capo dello Stato, motivata dalla necessità di assistere il figlio adottivo in Uruguay affetto da gravi problemi di salute. L'atto di clemenza concesso da Sergio Mattarella lo scorso 18 febbraio per motivi umanitari
Aveva creato polemiche e dibattito e anche imposto un approfondimento investigativo dopo le notizie diffuse dalla stampa. Dopo le recenti verifiche da parte della Procura Generale di Milano, il Quirinale ha confermato il parere favorevole. La Camera Penale di Milano manifesta il proprio disappunto per il pezzo pubblicato poi lo scorso 5 giugno dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che nella lettera indirizzata alla Procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni svolge un attacco scomposto al lavoro del suo ufficio e, quel che è peggio, mette in discussione la stessa funzione e la relativa procedura di un istituto costituzionalmente previsto come quello della grazia. E non ultimo mostra, anche questa non è una novità, disprezzo per il ruolo della difesa. Si legge nella nota. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Diamo ancora un'occhiatina alle agenzie. Svolta nel giallo di Pietracatella, amica di famiglia denunciata per favoreggiamento, accusata di aver ostacolato le indagini dichiarando fatti poi smentiti dai riscontri investigativi. Avrebbe negato, per poi essere smentita dagli investigatori, che all'interno della famiglia di Vita ci fossero attriti e litigi. Andiamo a vedere che cosa c'è. Ecco qui. Colpo di scena nel giallo di Pietracatella. Un'amica della famiglia di Vita è stata denunciata a piede libero per aver ostacolato le indagini. Questa è la novità nelle indagini sulla morte per avvelenamento di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia. Favoreggiamento è l'ipotesi di reato a carico di un'amica della famiglia di Vita, che è stata ascoltata per ben 3 volte in questura come persona informata sui fatti. Avrebbe negato, per poi essere smentita dagli investigatori, che all'interno della famiglia di Vita ci fossero attriti e litigi. Proseguono intanto le audizioni negli uffici di via Tiberio, quasi 200 fino ad oggi, in attesa del deposito dell'esito dell'autopsia e degli accertamenti tossicologici, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese. Adesso noi proseguiamo con sempre con l'ADN Cronos. Vediamo un po' che altro c'è di interessante. Ventimiglia, appunto, trovati corpi senza vita di 2 ragazzi dispersi in mare. Andiamoli a vedere. Eccoli qui. Allora, vediamo un po'. A proposito, oggi ho fatto il pieno alla Vespa, 1,93 € al litro la super. Voi a quanto l'avete trovata? Raccontatecelo al 340 670 9659. Sempre l'ADN, ecco qua, si erano tuffati in acqua e non sarebbero più riusciti a rientrare a causa del mare mosso. Sono stati trovati senza vita i corpi di Walid Sobi, 19 anni, nazionalità marocchina, e di Huerton Bernardo dos Santos, 25 anni, brasiliano. I 2 erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia, provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la Finanza con mezzi aerei e marini. In mattinata è stato ritrovato il corpo di Dos Santos, successivamente nel primo pomeriggio anche quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia. Bene, andiamo adesso andiamo a vedere questo esordio da trilionario di Musk. Pensate che questo da ragazzino era scusate, era bullizzato. SpaceX corre al suo esordio al Nasdaq, scrive Lanza col simbolo SPCX. I titoli della conglomerata high-tech e spaziale di Elon Musk segnano un rialzo del 30% a poco più di $175. Salute! Veramente un grande colpo per il vecchio Elon. Alle 19:30 andiamo in pausa e ci sentiamo Alvaro Vitali col Fischio o senza del 1982 e poi ci avviamo all'ultima parte di questa puntata di Zoom. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Dai, devi di, dai, non me sfini, studierò per domani, papà. Sgobberò se vuoi domani, lo giuro, però fammi divertire per oggi, papà. Amici, quante volte te lo devo dire? Devi mettere la testa a posto. Devo mettere la testa a posto. E c'hai ragione, domani mi vado a fare la permanente. Ma cavolo ho fatto per legge un figlio come te? E che ne so, forse ha sbagliato l'alimentazione. A uscire una piatti te una pizza. Per fischio senza? Ma fa come te pare. Certo. Se sei come me, non te preoccupare. Alla vita è meglio dai del tu. Canta insieme a me, li passi non ci sta a pensare. Quelli sono fatti apposta per romper fatti a matti. Non te fa fregare, canta insieme a me. Guarda il mondo è blu che appare in biciù. Quel che poi verrà domani nessuno lo sa. Alla vita è meglio dai del tu. Corpischio senza? Yeah. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, immenso Alvaro Vitali, ci manca questa figura, perché Alvaro Vitali era un grande attore che è stato ampiamente sottovalutato e svalutato facendogli fare i Pierini. Questo è un signore che ha fatto 5 film con Federico Fellini uno dietro l'altro. Allora, bella gente, le 19:33 minuti e 46 secondi, il telefono è aperto allo 0292947222 se volete essere dei nostri, ovviamente qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la puntata numero 1213 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, e naturalmente noi proseguiamo la nostra trasmissione ricordandovi sempre e comunque appunto la zappa 340-670-9659 oppure il nostro telefono che vi ricordo essere 0292947222, già che ci siamo. Adesso noi andiamo a dare un'altra occhiata a quello che succede nel mondo, andiamo a vedere che cosa dice stasera l'Aggi. Eccolo qui. Anche l'Aggi apre con il problema tecnico all'aereo, il Papa costretto a scendere e a cambiare velivolo. Andiamo a vedere qual è il guaio che è successo all'aereo del Papa. Nel frattempo anche l'Aggi apre con, come seconda notizia, abbiamo la firma dell'accordo, secondo Axios, la firma dell'accordo Iran-USA a Ginevra. Teheran smentisce, Trump meglio se si diano una mossa. SpaceX approda al Nasdaq di Wall Street, il valore dell'azienda supera i 2.000 miliardi di dollari. Ma io ho un po' paura quando cominciano degli esordi di questo genere, perché poi rischiano di diventare delle bolle e poi ti diventano carta straccia. Non so. Allora, vi dicevo, fuori programma non piacevole, scrive l'Aggi, per Papa Leone XIV, bloccato per alcune ore a Tenerife perché l'aereo dell'Iberia che avrebbe dovuto riportarli in Italia ha presentato un problema tecnico che ne ha impedito il decollo. Il pontefice è dovuto scendere dall'aereo, accompagnato nuovamente dal re Felipe VI, assostato nella sala VIP in attesa di ripartire. Attesa vana perché il comandante dell'aereo ha poi comunicato che il problema tecnico era causato dal forte vento e non poteva essere risolto in poche ore. Quindi è arrivato un nuovo aereo, un Jet Falcon offerto da re Felipe VI, che è decollato poco dopo le 19 per portare Papa Leone e la delegazione vaticana in Italia. Anche i giornalisti e gli operatori TV, un'ottantina di persone in tutto, sono stati fatti sbarcare dal primo velivolo, dal quale sono stati rimossi tutti gli apparecchi installati per la conferenza stampa che il pontefice avrebbe dovuto tenere nel viaggio di ritorno. E quindi vento forte, niente da fare. Vediamo invece questa di SpaceX, che appunto, scrive l'Aggi,
entra nel mercato di Wall Street, Elon Musk diventa il primo trilionario della storia, patrimonio superiore a 1.000 miliardi di dollari. Le azioni di SpaceX sono salite fino a toccare i $165, più 22%, dopo che il titolo è iniziato a essere negoziato al Nasdaq. L'impennata ha spinto la valutazione della società a oltre i 2.000 miliardi di dollari rispetto ai 1.770 miliardi previsti al momento dell'offerta pubblica. Con una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari, SpaceX è diventata la sesta società quotata più grande degli Stati Uniti. Davanti restano soltanto Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon. L'IPO è già consegnata ai manuali di storia, dato che è la più grande di sempre. L'azienda ha raccolto 75 miliardi di dollari, 3 volte il record dell'IPO di Saudi Aramco del 2019, fissando il prezzo a $135 per azione per 555,6 milioni di titoli offerti. L'operazione valuta SpaceX 1.770 miliardi di dollari, il più del doppio rispetto agli 800 miliardi stimati appena 6 mesi fa. Nel 2025 il gruppo ha generato ricavi per 18,6 miliardi di dollari, trainati soprattutto da Starlink, che conta oggi 12 milioni di abbonati in oltre 160 paesi. La crescita ha però un costo. Nel 2025 la società ha registrato una perdita netta di 4,9 miliardi di dollari, legata soprattutto agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Elon Musk mantiene l'82% dei diritti di voto dopo la quotazione e col titolo SpaceX salito oltre i $135 all'avvio delle contrattazioni, ha superato, secondo Forbes e Reuters, la soglia dei 1.000 miliardi di dollari di patrimonio, diventando il primo individuo della storia a raggiungere questo traguardo. Sul fronte operativo, SpaceX ha completato 165 missioni orbitali nel 2025 e stima di operare in mercati del valore potenziale di 28.500 miliardi di dollari. E insomma, roba seria, direi. Andiamo a vedere adesso le notizie del giorno, sempre secondo l'Aggi. Sono intanto le 19 e quasi 39 minuti, ecco, in questo momento. Quindi la telenovela sull'Iran, il premier del Pakistan, è stato raggiunto un accordo sul testo, Araki intesa mai così vicina, Trump lo condivide, ancora possibile la firma nel weekend o lunedì. Il vicepresidente degli States, J.D. Vance, gli iraniani non riceveranno fondi solo siglando un memorandum. I Pasdaran smentiscono l'ipotesi della cerimonia domenica a Ginevra. Netanyahu, finché sarò premier, non avranno l'arma nucleare. Ancora, problema tecnico appunto all'aereo del Papa, annullato il decollo da Tenerife, il re di Spagna offre il suo Falcon per il rientro. SpaceX che debutta a Wall Street vola subito a $173, più 28%. La società è valutata a oltre 2.000 miliardi, Elon Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Le borse europee chiudono ai massimi, Milano più 1,97, Mattarella, il lavoro minorile, grave violazione dei diritti. In occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento, il Presidente della Repubblica osserva che i progressi compiuti dimostrano che il cambiamento è possibile. Francia e Italia, vertice Macron-Meloni ad Antibes il 25 giugno, tra i dossier la cooperazione tra i due paesi in materia di difesa, spazio, energia e infrastrutture. Garlasco, stasi verso la scarcerazione, affidamenti in prova. Condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, il 42enne ha scontato 10 dei 16 anni inflitti. Precipita elicottero sul Lago Maggiore, muore il pilota, feriti 3 turisti tedeschi. L'incidente poco prima di mezzogiorno a Solcio di Lese, in provincia di Novara. Milano, monopattino contro auto, muore un 18enne. Il cuore bruciato all'ospedale Monaldi di Napoli, sospesi i cardiochirurghi che operarono il piccolo Domenico. La madre ha vinto una piccola battaglia, ma la strada è ancora lunga. Interdetti dalla professione medica rispettivamente per 12 e 7 mesi, Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni. Commesse ANAS, rinviata a giudizio Denis Verdini, l'ex parlamentare di ALA a processo con l'accusa di concorso in corruzione, il figlio Tommaso patteggia 2 anni e 10 mesi. Mondiali, Infantino ironizza sull'Italia, magari con 64, forse con 208 squadre si qualifica, a Bodi ci parlerò. Rai, 27% di share, 4,7 milioni di spettatori per Messico-Sudafrica, alle 21 Canada-Bosnia-Erzegovina.
calcio Giovanni Carnevali, nuova D della Juventus. Certo che questo Infantino è veramente un personaggio raffinato. Una volta, ve lo ricordate Blatter, Sepp Blatter? Si diceva che lui ce l'avesse con l'Italia per non ben specificati motivi. Tant'è vero che quando abbiamo vinto il mondiale nel 2006, il signor Blatter non si è degnato di venire a premiare la nazionale campione del mondo. Vittoria ampiamente meritata, anche se secondo lui non è stato così. Adesso abbiamo il signor Infantino, uno che a ogni edizione dei mondiali dice che è stato il miglior mondiale di sempre, e infatti anche stavolta ha detto che sarà il miglior mondiale della storia, uno che ha fatto mettere in vendita alla bellezza di $2 milioni un posto a sedere dentro uno stadio. Francamente io vorrei vederlo in faccia, uno che paga $2 milioni per un posto dentro lo stadio. E lui per giunta ha avuto il coraggio di dire che se uno compra a $2 milioni un posto per andare a vedere la finale del mondiale americano, lui è disposto a portargli direttamente un hot dog e una Coca-Cola a Pulciano. Io pago $2 milioni, tu come minimo mi devi portare caviale beluga, posate tempestate di diamanti, mi devi portare un tintoretto, veramente, me lo metti lì accanto al tavolo mentre mangio che voglio vedere un tintoretto. Cacchio, devi strappare il Giudizio universale di Michelangelo dalla Cappella Sistina e portarmi l'affresco in curva come minimo se spendo $2 milioni per un posto alla finale. Che poi parliamoci chiaro, $2 milioni per che cosa? Per poggiare il mio sedere su una balaustra di plastica? Stiamo scherzando qui? No, perché l'America è un posto dove gli eventi pubblici sono eventi ad alto reddito, e allora siamo sempre lì, no? Com'è che diceva la signora Marchi? Che i non molto svegli devono essere buggerati, no? Sempre così va a finire. Vabbè, oppure, come si dice dalle parti della provincia di Reggio Calabria, per culeppi i sordi sempre volaru. Per chi li ha avuti i soldi essi hanno sempre preso il volo, per cui averli e spenderli è un tutt'uno. Le 19, 4 minuti e 5 secondi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ringrazio per averci seguito anche questa settimana. Con questo caldo incipiente, noi appunto domani, vi ricordo, alle 8 il grandissimo Pier Vittorio Scimia che da par suo condurrà come sempre, bravo e puntuale come la rassegna stampa. Poi avremo alle 9:30 il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente, e poi ci saremo noi con il garage dell'Alfista. Io ringrazio tutti voi, chiudiamo qui, ci salutiamo con un pezzo del 1969, i Bruzzi, Miss Love You. Io ho il 45 giri, ebbene sì, che è di plastica trasparente, dorata. A quel tempo eravamo gente chic in Italia. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Miss Love You, l'estate un giorno ti ha inventato Miss Love You, e il dolce nome che ti ho dato è con te. Il mio orologio si è fermato, occhi di velluto blu, come non ne ho visti mai. Miss Love You, un mese breve come un giorno finirà, ma il nostro è stato più di un gioco, e che fa se viene subito la sera quello che mi hai dato tu? Non lo perderò mai più. L'azzurro dell'estate su di te, dentro te, hai
la forza dell'amore che non puoi tenere più un istante ancora chiuso in te, chiuso in te. Miss Love You, l'estate un giorno ti ha inventato Miss Love You, e il dolce nome che ti ho dato. Occhi di velluto blu, come non ne ho visti mai. La tua novella estate su di te, dentro te. La forza dell'amore che non puoi tenere più un istante ancora chiuso in te, chiuso in te. Miss Love You, l'estate un giorno ti ha inventato Miss Love You, e il dolce nome che ti ho dato. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.